non avremo mai l'autonomia differenziata, quindi un passaggio istituzionale, perché dimostriamo di non avere nessuna capacità di autonomia politica. Un nome arriverà, ma arriverà da Roma e questo, per chi dei temi dell'autonomia e dell'indipendenza ha fatto una battaglia politica da sempre, è un risultato che lascia per forza di cose l'amaro in bocca. È un centrodestra dalle tante anime quello che si prepara alla campagna elettorale. Anime come quella di Indipendenza Veneta che vede nel tavolo romano sul nome tanto atteso un parallelismo con un risultato altrettanto atteso ma mai concretizzatosi veramente. Il percorso per l'autonomia differenziata. Perché è fallito? O comunque è stato rinviato alle calende greche e non troverà mai attuazione? Perché non sappiamo neanche esercitare quegli spazi di autonomia politica che, a differenza di quella istituzionale, è a costo zero. L'autonomia politica vuol dire: decido di fare questo, mi prendo la responsabilità, per esempio tutti i partiti del Veneto di centrodestra, di indicare un nostro candidato. Ci riuniamo, chiudiamo le porte e alla fine diciamo oggi usciamo. Nessuno ha avuto il coraggio di fare questo. Sono tutti subalterni, piegati a esigenze che io capisco anche, forse anche legittime, anzi senz'altro legittime, ma di una politica che è lontana dal territorio, una politica che si fa a Roma, che di questo territorio si disinteressa. E il Morosin politico si intreccia con il Morosin avvocato e uomo di norme e leggi quando commenta uno dei casi che sta infiammando la politica europea e nazionale con nuovi contrasti nel centrodestra, la mancata revoca dell'immunità parlamentare all'eurodeputata di AVS Ilaria Salis. Abbiamo una europarlamentare che prima di diventare, di assumere questo ruolo, questa funzione, si è trovata implicata in una vicenda dalla quale è derivato un processo. Noi non discutiamo della colpevolezza o meno. Diciamo che beneficiare dell'immunità parlamentare, che secondo me è un istituto che può anche avere le sue giuste ragioni, per difendersi da un procedimento per fatti accaduti prima del suo incarico parlamentare è semplicemente inaccettabile. Anzi, è una forma di discriminazione contro quei cittadini che invece devono affrontare e difendersi davanti a un giudice naturale senza far valere l'istituto dell'immunità.